Il programma che l'amministrazione, d'accordo e concordandole, anche condividendole con le associazioni, è molto vario, è molto impegnativo, porterà sicuramente decine di migliaia di persone nella nostra città, ma avrà un carattere anche dal punto di vista culturale molto elevato, con artisti internazionali. Avrà un programma sportivo rilevantissimo, a partire dal ciclocross per arrivare alla maratona della Vittoria, all'Eroica Marathon, fino alle gare di orienteering e di judo kata. Avrà un programma con i 6 raduni delle varie armi, che coinvolgerà l'intera città. E si concluderà, questo è il nostro auspicio, con l'arrivo a novembre del nostro Presidente della Repubblica. La città sarà tutta impegnata in questo anno, che non può non essere commemorato se non a Vittorio Veneto. Un'attività piena che coinvolge un po' tutte le nostre attività, dal commercio ai pubblici esercizi. Sicuramente un anno importante che li vedrà coinvolti per un anno intero, perché appunto questi raduni prenderanno tutto l'anno 2018, un anno importante nel quale Vittorio Veneto dovrà dimostrare di essere all'altezza di questo ruolo. È quasi tutto pronto per l'Eroica, ci sono da definire alcuni dettagli, ma però siamo a buon punto. È una maratona atipica, ci sono delle salite, alcune anche importanti devo dire, ma molto belle, ha circa uno sviluppo di 600 metri di dislivello su 42 km, quindi abbastanza interessante dal punto di vista altimetrico. È una maratona atipica, ma fatta per gli eroi, è appunto eroica. Oggi è stato firmato un importante protocollo tra il Comune e le associazioni di Vittorio Veneto. Sì, assolutamente 9 protocolli con altrettante associazioni, alcune delle quali realizzeranno degli importantissimi eventi nell'ambito dell'anno del centenario in città, e altre 2, Ascom e Proloco, ci daranno fattivamente una mano per aiutare anche queste associazioni e aiutare le realtà economiche e produttive del territorio.